Fatture false per evadere l'IVA, il sistema era articolato, venivano usate società create ad hoc grazie a dei prestanome. Di fatto la contabilità perfetta nascondeva invece la frode. Questo quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Padova. Dopo mesi di indagini sono state arrestate 3 persone e posto sotto sequestro preventivo beni per 7,9 milioni di euro per riciclaggio ed utilizzo di fatture false pari a 23 milioni e mezzo di euro. L'indagine dei finanzieri è stata svolta nei confronti di numerosi operatori economici nel settore del commercio di prodotti elettronici e di telefonia. Al centro dell'inchiesta l'amministratore di una società padovana e 2 suoi prestanome. Seguendo le loro tracce, gli uomini delle Fiamme Gialle sono arrivati fino a Dubai. Tra i beni sequestrati, oltre a quasi 850.000 euro tra depositi in conto corrente e denaro contante, anche auto e altri beni di lusso, nonché un immobile. L'indagine è iniziata con una verifica fiscale ad una società di Padova amministrata da un 55enne di Torreglia, ma di fatto residente a Galzignano, società formalmente di proprietà di un 40enne di Galzignano e di una 51enne di Este. Quello che a prima vista sembrava tutto in ordine a livello di contabilità nascondeva invece particolari sospetti come sedi operative inadeguati, consumi energetici pressoché nulli, a fronte di flussi di denaro a 6 zeri investiti in azienda da 2 soci fittizi. Questo ha insospettito i finanzieri di Este che hanno indagato sulle vicende societarie e processuali del 55enne, fino a scoprire una sfilza di giroconti per sottrarre le somme ingenti di denaro all'erario.